Siamo a maggio, c'è il 4 per 1000, invece noi di che cosa parliamo oggi? Noi parliamo del 4 per 10. 4 per 1000 lo lascio a chi ha i soldi. Noi parliamo per 4 per 10, che quello ce lo possiamo permettere. Il 4 per 10, tanto per spiegare, è un'unità di misura, no? Francese, che è espressa in stile, che corrisponde al 0,10. Però 4 per 10 fa chic, capisci? Allora oggi parleremo del 4 per 10. C'è in canna un Cavedano per 10? Col 4 per 10 i Cavedani, adesso che si sono messi proprio in attività, diciamo, abbastanza bene, qua nel serio, avevamo promesso di far vedere ai nostri amici pescatori, perché che c'è anche, oltre la bolognese, la canna fissa. Per i pescatori che vogliono un attimino evolversi, c'è anche questa Rubasien, no? Che c'è da tutti i prezzi, voglio dire, non è un problema di prezzi, però che dà grandi soddisfazioni. Perché? Perché siamo col filo corto sopra la canna, possiamo pescare con dei galleggianti molto piccoli, e i Cavedani ovviamente hanno bisogno di questo per poter essere insidiati, e con un sacchettino di cagnotti, con un mezzo chilo di cagnotti possiamo venire qua, fiondare a galla e pescare i Cavedani, diciamo, non proprio a galla ma a 3/4 d'acqua, in questi fiumi dove non c'è una grande profondità, ma che questi ciprinidi, nonché i Cavedani, sono presenti. La particolarità della Rubasien è la sua lunghezza, diciamo, perché a parte che la si può adoperare anche corta, e ogni elemento che ci si innesta puoi arrivare, diciamo, a 13 metri, che è la misura consentita nelle gare. Però anche un pescatore, diciamo, normale può dilettarsi a pescare in questo modo. Comunque ci si prendono delle belle soddisfazioni, perché si prendono i pesci che riusciamo a portare sotto la nostra punta della canna, con la pasturazione preventiva, è ovvio. Ecco, hai visto, i Cavedani, che sono furbastroni, vanno sempre a infilarsi dentro nei sassi, nell'erba. Eccolo qua. Eccolo qua, Roberto, guarda. Un bel Cavedano sarà 1 chilo, no? Sì, sono pesci, questi sono grosso modo 8-9 etti, 1 chilo, però sono... Ovviamente amo senza ardiglione. Guarda, in un attimo si slamano, sono proprio... Ecco, questo è il nostro pesce, il nostro Cavedano classico, che ha sempre abitato nelle nostre acque qua nel Serio. Ha le pinne scure, non sono rosse, è un pesce tozzo,
con le sue caratteristiche di queste squame dorate, questi sono proprio pesci nostri, ecco. Il 4x10 sta anche per 4 pallini. 4 pallini equidistanti 2 cm e mezzo, un finale abbastanza corto, anche se lo facciamo da 7-8 cm va bene lo stesso, fiondiamo sul nostro punto di pesca, mettiamo dentro la lenza e cerchiamo di fare andare il 4x10 alla stessa velocità della corrente. Tutto questo è facile sentirlo e vederlo in azione con dei bravi pescatori, che in Italia ce ne sono tantissimi che sono bravi a fare questa pesca, però ci sono delle componenti e delle cose che un pescatore deve capire e notare soprattutto, che è il peso del filo, perché se noi, adesso ve lo faccio vedere in acqua, che vedrai che si vedrà, adesso innesco il bigattino sempre di traverso in mezzo, vedi? Come abbiamo parlato tante volte. Sì, perfetto. Bisogna aiutare il galleggiante leggero a andare in pesca correttamente, e l'aiuto cosa sta? Noi abbiamo qui una lenza fatta sul filo del 10. Vedete, il galleggiante va in pesca, no? Piano piano lui va in pesca. Adesso vi faccio vedere solo la passata, no? A parte che c'è qualche piumino che ci complica magari un po' le cose, però vedete, se io tengo il filo basso e lo tengo, la lenza mi si alza subito e di conseguenza non faccio scorrere la lenza naturalmente. Ma se tengo la canna alta sopra il galleggiante, tutto questo, la sua scorrevolezza nell'acqua stessa della lenza diventa più naturale. Se poi c'è il vento, perché noi dobbiamo pensare che il filo ha un peso, di conseguenza cercare di controllare e di guardare il galleggiante e in modo, diciamo, attento, a seconda di dove noi spostiamo il filo, vedete, se io lo sposto a destra il galleggiante, se io invece lo sposto a valle il galleggiante mi va avanti, a valle, vedete, se io sposto la canna di qua il galleggiante prende un po' di corsa, se io lo sposto di qua il galleggiante rallenta. Se lo vogliamo fare andare via nel modo corretto bisogna cercare di far pesare il meno possibile il peso del filo sul galleggiante stesso. È una cosa particolare da capire, ma con tutte le pesche è così, anche con la bolognese. Di conseguenza il controllo della fluidità nella corrente del galleggiante è in relazione, adesso ho mangiato un cavedanello, è in relazione a dove noi posizioniamo il filo, se a valle del galleggiante o a monte. Questo è un concetto che tanti pescatori che iniziano, diciamo, la loro esperienza e il loro hobby devono riuscire a sviluppare questo tipo di sensibilità, perché a volte ci fa catturare proprio dei pesci. Se noi lo teniamo sempre così il filo, che pensiamo di pescare bene, abbiamo comunque la lenza che, essendo molto leggero, che tende ad alzarsi. Perciò queste manovre dobbiamo essere in grado di poter fare queste manovre nel momento giusto, cioè quando noi vogliamo che la lenza la tratteniamo facciamo così, quando vogliamo che la lenza scorra, diciamo, in modo naturale con la stessa velocità dell'acqua, cercheremo di tirar via peso tenendo la canna verticale sul galleggiante. Se vogliamo fargli prendere un po' più di corrente dobbiamo mettere la canna a valle, perché gli togliamo via il peso e il galleggiante scorre un po' più velocemente. Queste sono le 3 cose del peso del filo. Teo, ma come fai a tenere in mano una bestia di 11 metri pesante e pasturare e pescare? C'hai in età, voglio dire. Che sei troppo forte, Roby. Guarda, hai fatto una domanda pertinente, perché prendo spunto per spiegare alle persone che non hanno mai pescato a Roubassien che con una posizione corretta
Vedi, io, guarda, mi hai fatto proprio una domanda ingenua ma basilare, che io posso pescare tutto il giorno con una canna da 11 o da 13 metri, stancandomi, diciamo, relativamente poco, perché comunque la posizione corretta di un pescatore sopra il panchetto fa tutto, soprattutto in fase di pasturazione con la fionda. Di conseguenza la cosa primaria è che si può stare un po' dritti con la schiena e tenere le gambe ad angolo retto. Questo è basilare, per non poter rovinare la schiena negli anni. È una cosa non facile, però ci sono molte persone che non hanno nessun problema. Perché? Perché hanno avuto questa impostazione giusta. Le gambe un pochettino di traverso, come se guardassimo fuori dal finestrino della macchina, no? Che ti giri. La canna può essere appoggiata sull'avambraccio, sul gomito destro. Io sono destro, per un sinistro. E di conseguenza tenere sempre in mano la fionda, la coppetta della fionda, metti i cagnotti, lanci e praticamente rimetti la fionda appoggiata sulla gamba, così. Il discorso della Rubasienne in corrente, nell'acqua ferma non c'è problema, abbiamo la barra, ce la appoggiamo lì oppure la teniamo in mano. Il segreto qual è? È che se noi appoggiamo la canna sull'altra gamba, non sulla destra dritta ma sull'altra, possiamo innanzitutto mettere la lenza a valle e poi fare questo movimento qua fino a sfruttare tutta la passata e arrivare alla fine della passata stessa che ci consente, diciamo, la canna. Perciò più di così, perché abbiamo un angolo, diciamo, da 180 gradi che possiamo sfruttare. Se io la metto invece su questa gamba, cosa succede? Che quando arrivo qua intorno o vado a picchiare contro questa gamba qui oppure mi diventa difficile alzare e spostare la canna. Perciò a tutti i ragazzi o quelli che vogliono pescare a Rubasienne devono assolutamente mettersi in questa posizione corretta, prima per non far fatica e secondariamente per avere le mani libere per poter effettuare qualsiasi spostamento, qualsiasi movimento sopra il panchetto. Ecco, questa è la posizione corretta. Ovviamente io ho imparato anch'io tutto questo e quando vidi un grande pescatore, forse più grande che c'è stato in Italia perché ha fatto, da quando c'era la nazionale, lui che è Roberto Trabucco, quando vidi l'impostazione della sua modo di impugnare la canna, lo guardai e vidi proprio che questo vantaggio di pesca e di questa rotazione addirittura a 180 gradi, che poi si riduce perché non possiamo partire dalla passata là, però questa rotazione almeno di 90 gradi davanti a noi, con questa posizione ci consente di fare la passata corretta. Questa è la posizione che deve avere un bravo pescatore di Rubasienne. Certo, ci sono molti che magari fanno fatica, alzano la canna e arrivano allo stesso risultato, però questo è quello che si deve fare. Quello che è importante è questa posizione. Ma perché? Soprattutto per un fatto di posturazione, perché come vedete io pesco, alzo la canna, l'appoggio e sono sempre pronto. Ho le mani alte, con un colpettino della gamba riesco anche a ferrare e sono sempre pronto per qualsiasi evenienza. È la posizione corretta, pescando con la Rubasienne, è possibile a tutti. Di conseguenza, come vedete, in questo caso, la posizione è corretta, i movimenti sono i medesimi e anche non una forzuta come Alice riesce a pescare 3-4 ore in corrente nell'acqua che si muove, non nell'acqua ferma, che è molto più difficile, per delle ore. Ecco, l'importante è questa posizione. Ecco, hai visto Roby? Ho visto che hai ferrato con la Hai visto? Guarda, eccolo lì, è lì attaccato, c'è fuori l'elastico, questo è un bel cavedano, perché oggi è uno spasso,
D'accordo che io conosco il posto, ma oggi è una giornata di quelle meravigliose proprio, perché mangiano, perché sono attivi, c'è l'acqua bella e veramente oggi è una gran giornata. Bello, Roby? Sì. È sempre emozionante un cavedanone, attaccato in canna. Pensa in gara, pensa in gara quando hai un cavedano da oltre 1 chilo attaccato col filo dell'8 o del 9, che hai sempre paura che si slami e c'hai fuori 6 metri di elastico come qua. Guarda, guarda come sono furbi, che vogliono andare là dentro, eh. Sì. Hanno la conoscono la prismata loro, eh. Bello Roberto questo. Guarda che bel pesce. Bel cavedano. Questo è scuro. Questo è il cavedano del serio. Un torello questo qua. Tra l'altro deve essere anche non molto semplice togliere il pezzo che ti serve mentre stai Ecco, sì, catturando. dobbiamo calcolare quanto elastico abbiamo fuori e diciamo con un po' d'occhio staccare l'elemento che abbiamo comunque la lenza nell'acqua per far sì di non farlo venire troppo fuori o addirittura di rompere il filo. Ecco, perché l'elastico più è fuori meno abbiamo possibilità di strappare il filo, perciò più elastico abbiamo fuori. La proporzione è ovvio che viene un po' con l'esperienza, però un elastico del 10, dell'1 per questa pesca in 3 pezzi è ottimale, ecco, per pescare questi cavedani col filo dell'8, perché noi stiamo pescando col filo dell'8. L'elastico, adesso sono curioso, Ecco, mi ha incuriosito ti è questo elastico. incuriosito l'elastico? Allora, guarda, è molto semplice. Noi abbiamo l'elastico in 3 elementi, 1, 2, 3. L'elastico abbiamo attaccato uno stompino, un classico stonfo dove noi mettiamo il nostro filo dalla parte superiore dove c'è il gancino. Facciamo un'asola e qui c'è attaccato l'elastico. Questa è una semplice, con un semplice nodo che poi va a chiudere lo stonfo stesso. Per mettere e attaccare la lenza facciamo un'asola, no? La solita asola a 8, col nodo a 8 che ci garantisce un po' più di tenuta, no? Facciamo passare dentro il filo della lenza a cappio, dentro l'asola che abbiamo costruito e la infiliamo dentro alla scannallatura dello stonfo. Facciamo passare, adesso si è tolto, facciamo scorrere l'asola, il nodino dentro dell'asola, dentro lo stonfo e chiudiamo. Questo perché? Perché almeno siamo sul filo doppio. Potremmo metterci l'asola semplice dentro nello stonfo, però così ci dà una garanzia di tenuta superiore perché siamo sul filo doppio dell'asola stessa. Chiudiamo e qua siamo a posto. Poi facciamo scorrere dentro l'elastico di misura a 3 pezzi. Prendiamo un altro pezzettino, teniamo l'elastico un po' più lungo e costruiamo una treccia, facendo così una treccia, un raddoppio dell'elastico. Facciamo il nostro nodino e blocchiamo l'elastico doppio all'elastico stesso, con questo un nodo piano semplice. Così abbiamo una ripartizione di forza che ci consente di farci rientrare l'elastico. Prendiamo un pezzettino di Dacron, mettiamo un tubetto che ci preserva, diciamo, il cappio dell'elastico, in questo modo, molto semplice. Facciamo passare il pezzo
di Dacron all'esterno della canna con un po' di nastro isolante, ok? Così cosa ci consente di fare? Che questo per noi potrebbe essere una frizione. Se vogliamo l'elastico molto morbido, tiriamo dentro il Dacron. Se vogliamo l'elastico un po' più duro, lo tiriamo in su. Tanto questo pezzettino di Dacron fastidio non ce ne dà. Di conseguenza possiamo tirare o mollare l'elastico a seconda con che filo stiamo pescando. Se abbiamo un filo molto sottile, gli daremo il massimo della morbidezza. Se abbiamo magari un filo un po' più grosso, che abbiamo bisogno un po' più di forza, tiriamo questo Dacron verso l'alto, tirando l'elastico all'interno. Una cosa simpatica e molto semplice: quando mettete via la punta della Roubazienne, cosa fate? Prima di tutto tenete sempre l'elastico in tensione, potete infilare il secondo pezzo all'interno del terzo pezzo e tenere sempre l'elastico bello morbido e giusto. Mettete una selletta qui e avete la punta bella tranquilla con l'elastico che non si pizzica, che non si rovina, perché non è certo questo angolo qui o questo angolo qui che vi fa rovinare l'elastico. Questo è un cavedanello preso Senza il guadinello, al volello. Guarda che qualche cormorano qua l'ha succhiato, guarda. Vedi che manca le squame e qua si sta cicatrizzando. Vedi Roberto? Poi succede che a pescare a galla i cavedani ogni tanto ne attacchi qualcuno per la coda. Guarda dove è finito. Ecco, la fortuna è che se è preso bene per la coda, gli tiri fuori la coda e piano piano lo porti su. Non è facile, però, perché poi pineggiare con le pinne solo davanti non gli è molto facile. Sei riusciti anche a prenderlo, guarda. Vedi, questo succede spesso, Guarda, è stato preso sulla punta della coda, guarda. Lui è andato là, ha mangiato, ha sputato. Perché hai messo il galleggiante più grosso adesso te? Oh, ma vedi proprio tutto, Porca vedi proprio tutto, Perché ho messo un galleggiante da mezzo grammo per vedere se sul fondo c'era qualche altro pesce. Infatti, con un galleggiante con una lenza un po' più pesantina, andando dove c'erano le fiondate, abbiamo preso un bel carassio. Guarda, ci sono anche dei carassi qua sul serio. Guarda, eccolo qua. Perché i cavedani sulla fiondata venivano a mangiare praticamente i bigattini appena caduti. Sul fondo c'è qualche altro pesce, tipo qualche pighetto, qualche barbo, qualche carassio, qualche carpa, perché ci sono anche delle carpe. Non so se le prenderemo, però che... Se non le prenderemo, le prende Teo. Le prenderemo o Alberto, non lo so. È anche un bello sforzo a volte però, Beh, la canna certo, adesso stiamo pescando a 11,50 m, è l'abitudine, poi uno si abitua a gestire anche queste lunghezze, ma va bene perché l'elastico, vedi, esce molto, col filo sottile ammortizza un po' il carico rottura del filo stesso, di conseguenza riusciamo a prendere dei pesci da oltre 1 chilo con un filo sottile e un amo piccolo, che diversamente faremo fatica a attaccarli, perché se peschi con un galleggiante più grosso oppure con un filo più grosso sono pesci che non riesci a attaccare. Questo è un bel cavedano. Ma a te che piace fare le chiusure sempre con i pesci in canna? Cosa dobbiamo ricordare ai nostri amici che il 25 di giugno sarà una bella ci sarà questo raduno
sui rudimenti della pesca alla bolognese, saremo tutti insieme lì sull'Adda, vi daremo tutte le indicazioni e possiamo anche mangiare insieme tutti, dopo abbiamo e dopo, quando abbiamo finito, diciamo, questo full immersion della bolognese sul fiume Adda, andremo tutti a mangiare insieme, spenderemo una stupidaggine, andremo tutti a mangiare lì vicino all'Adda in un posto molto, molto bello. Mandateci i vostri nominativi per saperci regolare, ovviamente. sul numero. Questo Roby, guardalo, Mamma perché mia, lo vedo. questo è un signor Cavedano, È venuto a salutare il raduno. È venuto a salutarci questo, Stavo cercando di non farlo andare nei sassi, perché questo qua vuole andare nella prismata e rompere il filo. Ragazzi, il peso del filo con galleggianti da 4x10 è fondamentale, soprattutto fuori dall'acqua, che ci condiziona la nostra passata. Più è il filo sottile, meno condizioniamo il corso della nostra passata. L'abbiamo fatta. Questo è un vecchio lupo. Bello scuro. Vedi? Questo è un vecchio lupo di fiume. C'è anche lui una spamata di cormorano lì. Sì, sotto la vetta. c'è un segno. Perfetto. Vabbè, che dire, possiamo salutare. Allora ci rinnoviamo l'incontro al 25 di giugno a Lodi. Vi manderemo il punto, sarà tutto organizzato alla perfezione. Iscrivere per prenotare. Iscrivetevi per prenotare, così sappiamo quanti tavoli occupare. Esatto. Ciao! Ciao. Ciao Roby, grazie. Ciao. Ciao.